Neppure il 2013 ha cancellato la ruggine a Cormons, dopo il tanto chiacchierare sorto all'indomani della presa di posizione dell'amministrazione comunale in tema botti. Come sempre in questo paese, inteso l'Italia, fatta la legge fatto il trucco. Applicazione di regole con punti e virgole all inclusive, tanto per non sbagliare. Il caso Cormons non entrerà mai nelle cronache nazionali, resterà in quelle locali, però ha bisogno di far capire perché l'acqua non deve andare a favore di uno a discapito di altri. A dicembre abbiamo raccontato la triste vicenda in tutti i suoi dettagli, sollevando un polverone stile eruzione del Krakatoa. Quando fai lo zerbino tutto bene, ma quando metti in piazza l'incredibile autogol allora non piaci più perché fai il tuo mestiere. Resta inteso che ognuno balla con sua zia. I metodi sovietici da queste parti si sciolgono come neve al sole. Chi fa da solo ottiene risultato, mentre chi viene aiutato dal pubblico, purtroppo, come ha detto un mio amico ieri sera, fare polemiche non serve al bene della comunità. Pienamente d'accordo, ma se chi può latita nella totale indifferenza, il nostro compito è quello di informare senza bavaglio contro il logorio della cronaca moderna. Cormons ancora una volta ha dimostrato una certa ignoranza nell'applicare alla lettera il concetto fare squadra, rimandando ai posteri l'ennesima ardua sentenza. Eppure da queste parti ci si vantava di mentalità di Francesco Giuseppe. Il bel paese ha piantato radici stabili e si vede, a buon intenditor, poche parole.